Nella giornata di ieri presso la sede dell'Automobile Club di Catania si è tenuta la riunione del Comitato regionale ACI Sicilia, alla presenza del dirigente Giovanni Caturano, in collegamento da remoto, il direttore compartimentale Sud, il direttore dell'attività associativa Gestione e Sviluppo Reti ACI Italia, dottoressa Alessandra Rosa, durante la quale sono stati eletti i nuovi vertici dell'organizzazione. L'ingegnere Massimo Rinaldi, presidente dell'Automobile Club di Messina, è stato eletto presidente del Comitato regionale ACI Sicilia. A ricoprire il ruolo di vicepresidente sarà l'avvocato Salvatore Bellanca, presidente dell'Automobile Club di Agrigento. Al termine dell'elezione i neoeletti hanno ringraziato i colleghi per la fiducia che hanno voluto riporre nei loro confronti, impegnandosi a rafforzare il ruolo dell'ACI a livello regionale, migliorando i servizi offerti e sostenendo le iniziative a favore della sicurezza stradale, del turismo, della mobilità sostenibile, che sono i temi di grande importanza per lo sviluppo della nostra Sicilia. L'Automobile Club, in particolare il Comitato regionale ACI Sicilia, rappresentano un pilastro fondamentale per la tutela e la promozione degli interessi degli automobilisti, per la valorizzazione del patrimonio motoristico della nostra regione. Con queste nuove nomine l'ACI Sicilia si conferma pronta ad affrontare le sfide future, continuando a promuovere i valori che da sempre la contraddistinguono.